Vediamo, aspetta un attimo che stanno arrivando le felicità. Che cos'è qua? Sì, sì. C'hai il... Allora, buongiorno a tutti. Magari se ci accomodiamo perché so che più di qualcuno di voi ha impegni, consigli comunali e altro, quindi siccome allora 40 minuti, mezz'ora, 40 minuti ci vogliono tutti, quindi prima iniziamo meglio è. Come stanno facendo un attimo un controllino delle presenze per vedere se c'è il numero utile per. Allora, ci siamo col numero minimo, vero? Sì. 49? Allora, prima di iniziare la mia prima assemblea di sindaci in veste di presidente, volevo presentarvi e dare il benvenuto al nuovo segretario che ha preso possesso, sì, dell'ente da 2 settimane o 3? 2 settimane, che è il dottor Gianpietro Cescone, al quale diamo il benvenuto. Scelta che vede qualche collega sindaco che mi guarda di cattivo occhio, però insomma dai, resisterò. Prego, segretario, le lascio la parola che così partiamo subito con l'assemblea. Grazie Presidente, grazie a tutti e a tutte. E quindi anche per me è la prima volta, iniziamo subito visto che il tempo è abbastanza stretto e procedo con l'appello, no? Così facciamo la verifica finale. Altivole, già, sente. Arcade, neanche. Asolo, Borso del Grappa, Breda di Piave, Cairano San Marco, Cappella Maggiore, Carbonera, Casale sul Sile assente giustificato, Casier, Castelcucco, Castelfranco Veneto, non c'è perché c'è Castello di Godego, è assente giustificato, Cavaso del Tomba, Cessalto, Chiarano, non c'è, Cimadolmo, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, presente, Cordignano assente giustificato, Cornuda,
Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Follina, Fontanelle, Fonte, assente giustificato, Fregona, Gagliarine, Giavera del Montello, Godega Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, assente, Istrana, assente giustificato, Loria, Mansuè, assente giustificato, Mareno di Piave, Maser, Maserata sul Piave, Meduna di Livenza, non c'è, Miane, Mogliano Veneto, Monastier di Treviso, non c'è. No, è assente Giustificato. Ah, ok. Monfumo, Montebelluna, Morgano, Moriago della Battaglia, Motta di Livenza, assente giustificato, Nervesa della Battaglia, Oderzo, Ormelle, non c'è, Orsago, neppure, Paese, Pederobba, Pieve del Grappa, assente, Pieve di Soligo, Ponte di Piave, assente giustificato, Ponzano Veneto, Porto Buffolè, non c'è, Possagno, Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso, Refrontolo, c'è, Resana, Revine Lago, non c'è, Riese Piodecimo, Roncade, non c'è, presente, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, no? San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, no? San Vendemiano, San Zenone degli Ezzelini, Santa Lucia di Piave, Sarmede, no? Segusino, no? Sernalia della Battaglia, no? Silea, no? Spresiano, Susegana, no? Tarzo, assente giustificato, Trevignano, Treviso, Valdobbiadene, no? Vazzola, no? Vedelago, Vidor, Villorba, Vittorio Veneto, Volpago del Montello, Zenson di Piave, Zero Branco, no. Ok. Bene, grazie segretario. Allora, adesso dobbiamo andare via veloci, in mezz'ora dobbiamo riuscire a fare tutto. Allora, i punti che andiamo a trattare oggi sono il rendiconto della gestione dell'esercizio 2025 e poi la designazione di due sindaci all'interno del Consiglio delle autonomie locali. Partiamo subito con il rendiconto. Beh, prima di andare a vedere quelle che sono le slide, vorrei ringraziare da subito tutti i dirigenti, tutti i dipendenti, perché per me sono stati 3 mesi veramente intensi, le cose da capire, imparare, scoprire, veramente sono tante, ce ne saranno ancora altrettante da imparare e quindi veramente sono stati di un supporto fondamentale loro e anche tutti i consiglieri con le varie deleghe, quindi veramente grazie. Passo subito quindi a esporre il rendiconto. Allora, come vedete qui quelle che sono le entrate sono 72 milioni di euro, di cui 67 milioni che arrivano dalla tassa di trascrizione e dall'RC auto, più 5 milioni che arrivano dal tributo ambientale. 67 milioni, cifra importante, addirittura superiore al periodo pre-pandemico e inoltre, oltre a questi, ci sono
20 milioni di euro che sono trasferimenti da parte dello Stato per quelle che sono le funzioni fondamentali, strade, scuole, e 1,7 milioni di euro di trasferimenti da parte della Regione Veneto per quelle che sono le funzioni delegate. Dopo magari qui faccio un paio di cenni perché ci sono un paio di puntualizzazioni da fare. Bene. Oltre a questi, la Regione Veneto ci ha trasferito 22 milioni di euro per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, più altri 7 milioni di euro, sempre dalla Regione Veneto, quindi bene, che sono serviti per il rinnovo del parco mezzi. Sebbene ci siano 72 milioni di euro di entrate, c'è da sottolineare che i tagli finanziari sono comunque a 27 milioni, trasferimenti che vanno allo Stato che poi non ritornano o ritornano in parte, che rappresentano circa il 40% di quello che è il bilancio provinciale. Ma sebbene i trasferimenti siano importanti, rappresentano quasi il 40%, comunque il bilancio dell'ente tra entrate e spese è in perfetto equilibrio. E qui, se guardate in basso a sinistra, c'è un dato che vorrei sottolineare, che è il tempo medio di pagamento dell'ente nei confronti delle imprese e delle aziende. Siamo veramente sotto quella che è la media degli altri enti, quindi anche qui faccio un plauso agli uffici e a tutti i dipendenti perché questo è un dato importante che fa capire quella che è l'efficienza dell'ente. Altro slide che ci tengo particolarmente è questa, perché da qui si vede che l'indebitamento dell'ente è passato dai 98 milioni del 2016 ai 37 milioni nel 2025. Questo sì, ovviamente questo risultato si è ottenuto grazie ovviamente agli ammortamenti che erano stabiliti anno per anno, ma anche qui grazie a una gestione attenta di quelle che sono le riserve accantonate, ha dato la possibilità di produrre delle plusvalenze che danno così la possibilità di andare a ridurre il debito più velocemente. Quindi anche questo è una nota di merito per gli uffici provinciali. Andiamo a vedere dove sono stati investiti questi quasi 40 milioni di euro nel corso del 2025. Allora, 14 milioni di euro sono stati destinati alla viabilità, 24 milioni di euro, di cui gran parte sono arrivati da fondi PNRR, sono serviti per quanto riguarda l'edilizia scolastica. Sono stati fatti veramente tanti interventi sui nostri istituti scolastici che in questo periodo sto girando, infatti ho incontrato anche qualche sindaco perché quando vado in visita agli istituti scolastici della provincia di Treviso chiedo sempre magari la presenza del sindaco. E altri 800 mila euro sono stati investiti in bandi sull'ambiente, vedi fotovoltaico, amianto e altri bandi che sono stati messi in piedi. Devo sottolineare una cosa in merito ai 24 milioni di euro sull'edilizia scolastica, perché di questi 24 milioni di euro, grazie all'ottimo lavoro che è stato fatto ovviamente dalla precedente amministrazione, ben 9 milioni di euro sono stati investiti per la ristrutturazione del liceo artistico di Treviso. E qui ci tengo a sottolineare che qui non c'è un euro che riguarda fondi PNRR, quindi sono tutti fondi dell'ente e fondi che sono stati reperiti ma non da fondi PNRR. Le sfide per quanto riguarda l'edilizia scolastica ovviamente non finiscono perché è un continuo investire. Altro prossimo obiettivo riguarda l'Istituto Scarpa di Motta, perché anche lì sarà un investimento veramente importante di quasi 10 milioni di euro. Quindi l'attenzione di questa amministrazione c'è
e volevo rassicurare anche il sindaco di Oderzo. La slide successiva, spese sostenute per quelle che sono le funzioni delegate. Queste in gran parte, per il 90%, sono trasferimenti che ci arrivano dalla regione e comincio dall'ultima: 50.000 euro per la protezione civile, 170.000 euro per la polizia provinciale, perché sapete benissimo che abbiamo 17 guardie provinciali che di fatto paghiamo noi con i trasferimenti dati dalla regione, 108.000 euro destinati alla cultura e 400.000 euro per la difesa del suolo. Bene, nuova competenza della provincia demandata dalla regione e sono i dissesti idrogeologici e quindi frane e smottamenti. Abbiamo già fatto una riunione con tutti i presidenti delle province, Lupi Veneto, perché ovviamente queste sono risorse che sono insufficienti. Se noi pensiamo a un qualsiasi smottamento, neanche frana, uno smottamento di una qualsivoglia strada nella pedemontana, ecco, ogni volta che si parla di interventi di questo tipo si parla dai 200.000 euro in su. Non voglio pensare se si presenta una frana, uno smottamento che magari va ad interessare anche qualche abitazione. Abbiamo parlato con l'assessore regionale Venturini che ci ha rassicurato che questa somma iniziale serve per l'organizzazione dell'ente, perché quei soldi lì ovviamente servono per i dipendenti tecnici e anche per gli interventi, quindi è solo per l'organizzazione. Ci auguriamo che nei prossimi mesi, ma c'è stato progresso, perché insomma è all'attenzione della regione, già lo sapevano, che ci saranno ulteriori trasferimenti per far fronte a un problema tanto importante quanto come quello del dissesto idrogeologico. Io adesso mi fermerei qui nella presentazione del rendiconto. Sono andato via tanto veloce. Perché? Perché adesso proiettiamo un video, come è stato fatto in un'ultima assemblea di sindaci, dove l'intelligenza artificiale ci ha aiutato e dove in questo video alla fine sveliamo anche quello che è l'avanzo, che credo sia la parte che a tutti voi, anzi a tutti noi, perché sono sindaco anch'io, a tutti noi interessa. Quindi se vogliamo dare il via, c'è un mio avatar, ma vi ringrazio perché mi avete abbellito. Diamo il via al video. Buongiorno a tutti, è un piacere trovarmi qui come presidente neoeletto. Oggi vi presenterò un consuntivo che non è solo un insieme di cifre. È infatti il cuore dell'azione di questa provincia, al servizio del territorio. Prendo atto con soddisfazione di un bilancio solido e fattivo, capace di dare risposte concrete, nonostante uno scenario globale tutt'altro che favorevole. Partiamo da un punto fermo. Lo stato di salute dell'ente è ottimo. Lo certifica l'avanzo di amministrazione, frutto del consolidamento strutturale delle entrate. Il gettito automobilistico ha superato i livelli pre-pandemia, attestandosi a 67 milioni di euro. A questo si aggiunge la tenuta costante del tributo ambientale, pari a 5 milioni di euro. Ma attenzione! Non è un tesoretto da spendere con leggerezza. In un contesto internazionale incerto, con i costi delle materie prime in continua oscillazione, questo avanzo è la nostra riserva strategica per continuare a investire. La continuità dei servizi è garantita dalla solidità dei trasferimenti. Poggiamo quindi su basi sicure. Dallo Stato sono arrivati 20 milioni di euro, somma equamente divisa tra la gestione corrente delle funzioni fondamentali e gli investimenti strutturali per strade e scuole. A questi si aggiungono 1,7 milioni di euro dalla Regione Veneto per le funzioni delegate. Passando al capitolo della mobilità, la provincia conferma il suo ruolo di snodo strategico tra la regione e il territorio. Parliamo di una gestione finanziaria imponente. La regione ci ha infatti trasferito 22 milioni di euro per il trasporto pubblico locale. Noi li abbiamo erogati alle società di trasporto per un totale di 23 milioni.
comprensivi di IVA. A questi, per il 2025, si aggiungono altri 7 milioni di euro, sempre regionali, per il rinnovo del parco mezzi. Ma la solidità di questo ente passa anche attraverso scelte strategiche e coraggiose. Mi riferisco ad esempio alla dismissione della partecipazione in accanto. I 3 milioni di euro incassati sono stati reinvestiti nell'ampliamento del liceo artistico di Treviso, un'opera che oggi conta un finanziamento complessivo di 9 milioni di euro. Eppure, dobbiamo fare i conti con un vincolo che condiziona la nostra azione: il concorso alla finanza pubblica. A fronte di entrate tributarie pari a 72 milioni di euro, 27 milioni tornano direttamente nelle casse dello Stato. In pratica, quasi il 40% delle risorse generate dal territorio viene prelevato dalla disponibilità locale e viene compensato dai trasferimenti solo in minima parte. Nonostante questo prelievo, la provincia ha continuato a investire in sicurezza stradale, edilizia scolastica e ambiente, mantenendo il bilancio in perfetto equilibrio. I dati confermano anche l'affidabilità dell'ente verso l'economia locale. Infatti, i tempi di pagamento alle imprese hanno una media di soli 16 giorni. In un momento di crisi, essere puntuali verso chi lavora è un dovere fondamentale e una scelta che assicura stabilità a tutto il nostro indotto. Oltre a questi indicatori, c'è un risultato che certifica la tenuta finanziaria dell'ente: la drastica riduzione del debito. Tra il 2016 e il 2025 l'esposizione è stata ridotta di 61 milioni di euro. Siamo passati dai 98 milioni di fine 2016 ai 37 milioni attuali. Un traguardo raggiunto grazie sia all'ammortamento naturale, sia a una gestione dinamica che ne ha accelerato la riduzione. La solidità finanziaria in realtà è lo strumento che permette di erogare servizi e generare valore per la comunità. Vediamo come questi numeri si sono tradotti in interventi concreti. Con 24 milioni di euro investiti in edilizia scolastica, tra manutenzione dei plessi e interventi strutturali, PNRR, consegniamo ai nostri studenti istituti più sicuri, moderni e funzionali. Sulla viabilità invece investiamo 14 milioni di euro, combinando gestione ordinaria della rete stradale e interventi straordinari di messa in sicurezza. Infine, l'attenzione alla qualità della vita si traduce in 800.000 euro dal tributo ambientale, destinati a bandi per tutelare il patrimonio naturale e sostenere i progetti ecologici locali. La provincia non limita la propria azione alle sole funzioni fondamentali. Il consuntivo evidenzia una stretta sinergia con la regione. Il nostro ente integra i fondi regionali con risorse proprie per garantire la massima efficacia dei servizi sul territorio. Sono stati infatti stanziati 400.000 euro per il contrasto al dissesto idrogeologico, 170.000 euro per la polizia provinciale, 108.000 euro per la cultura e 50.000 euro per la protezione civile. Arriviamo così al cuore di questo rendiconto. I numeri ci consegnano un avanzo di 19 milioni di euro. Di questi abbiamo scelto di utilizzarne nell'immediato 15 milioni. È una decisione che unisce la volontà di agire alla prudenza, in un contesto internazionale ancora incerto. La nostra priorità assoluta è la sicurezza, a partire dalla rete stradale. Destiniamo 10 milioni di euro alla viabilità, con una strategia precisa. 6,8 milioni saranno trasferiti direttamente ai comuni. 3,2 milioni saranno dedicati alla manutenzione delle strade provinciali e al ponte di Vidor. 3,3 milioni di euro per l'edilizia scolastica. 1,2 milioni per la manutenzione dell'ex CFP di Treviso e 461.000 euro per la progettazione su Villa Franchetti. La proposta oggi al vostro esame è chiara: trasformare l'avanzo in investimenti diretti sul territorio. Stiamo onorando gli impegni presi, confermando quanto promesso ai comuni, senza dimenticare il patrimonio e le scuole provinciali. Voglio ringraziare i consiglieri che vedete qui alle mie spalle. Questo consuntivo è il nostro patto di fiducia con il territorio. Dietro ogni numero che vi ho presentato oggi c'è il loro lavoro, il confronto quotidiano e la visione di chi vive le esigenze di questa provincia. Grazie a tutti. Grazie soprattutto alla dottoressa De Gioia e ai suoi uffici per questa presentazione. La ringrazio per avermi messo qualche capello in più e mi ha reso anche più magro, però insomma, presentazione simpatica del rendiconto e anche dell'avanzo. Beh, allora, come avete capito, la slide dopo. Bene, allora, perché non si vede? Vabbè. Va bene, va bene. Allora, come avete capito, c'è un avanzo importante grazie alla buona amministrazione che è stata fatta in questi anni qui
e di 19 milioni di euro. Di questi 19 milioni di euro abbiamo deciso di accantonare 4 milioni per far fronte a quelle che possono essere emergenze vista quella che è la crisi, la situazione internazionale, aumento dei prezzi e crisi energetiche. Quindi 4 milioni sono accantonati preventivamente per questo, che non è detto poi che una volta rientrata l'emergenza questi ritornino a favore dei comuni. Come ho detto all'inizio del mio mandato, si vuole stare dalla parte dei comuni e aiutare quanti più comuni possibili, dare la possibilità ai sindaci di poter portare avanti quello che è il loro programma elettorale. E magari lo vediamo dopo, i contributi per i comuni, e di questo avanzo qui 3 milioni viene investito per quanto riguarda gli edifici scolastici, manutenzioni straordinarie, altri interventi che vengono fatti negli edifici scolastici, e mi riferisco al Maffioli, al Cerletti, al Verdi, al Berto, al Scarpa, al Berini, al Mazzotti, al Canova, al Besta, al Giorgi Fermi, al Luzzatti, al Palladio, al Planck, al Levi, al Galileo Galilei, al Giorgione e al Marconi. Questi sono oggetto di riqualificazione e di manutenzione nei prossimi mesi. Più di 3 milioni vengono destinati per la sistemazione delle strade provinciali e per la mobilità lenta e per la messa in sicurezza. Di questi 3 milioni, 1 milione è destinato al ponte di Vidor, ponte che risale al primo dopoguerra e che ha bisogno di una messa in sicurezza, proprio per scongiurare fatti che abbiamo visto qualche anno fa, che sono successi anche in quel di Mestre Marghera, dove un autobus è precipitato. Lì i parapetti, i guardrail praticamente sono inesistenti perché risalgono al tempo della guerra e bisogna fare un'opera di messa in sicurezza. Mi rivolgo ai sindaci della zona, ci saranno un paio di mesi difficili, ok? Perché ovviamente quello lì è un ponte attraversato da 22.000 veicoli al giorno, però sono interventi necessari per la messa in sicurezza di tutti quei cittadini e di tutti quei veicoli che passano ogni giorno su quel ponte. Questo non vuol dire che non si continua a perseguire l'altro obiettivo, che è quello della costruzione di un nuovo ponte, di una viabilità alternativa, perché quella è veramente una zona congestionata. E altro punto sul quale voglio soffermarmi sono quei 461.700 euro che vengono destinati per la progettazione e la riqualificazione e la sistemazione di Villa Franchetti. Allora, tutti noi conosciamo Villa Franchetti. Non è detto che adesso partiamo con una progettazione. Perché? Perché in questa fase stiamo valutando se fare la progettazione, quindi spendere quei 460.000 euro, che comunque non basterebbero, servirebbero per parte della progettazione, o se fare una nuova asta, perché l'ultima è stata fatta nel 2022 con un prezzo sicuramente troppo elevato. Dal 2022 ad oggi la villa ovviamente non ha più il valore di prima, quindi si stiamo pensando se fare una nuova asta per vendere Villa Franchetti. Però abbiamo voluto mettere un punto e dire da qui dobbiamo partire, cominciamo ad accantonare questi soldi, se servono per la progettazione bene, altrimenti perseguiamo un'altra strada. Però è intenzione di questa amministrazione cercare una soluzione per un patrimonio importante che è quello di Villa Franchetti. Per poi arrivare, sì, qui c'è il 1,2 milioni per l'Epilo Rocco, per il CFP qui di Lancenigo, che ha bisogno di un adeguamento sismico, quindi sono adeguamenti importanti perché le strutture sono datate, per arrivare poi ai contributi che sono destinati ai comuni. Sono ben 6 milioni e 820 mila euro. Di questi 6 milioni e 800 mila euro, con 1 milione e 8 andiamo a chiudere il vecchio bando viabilità, quindi andiamo a finanziare quei comuni che erano rimasti esclusi dal precedente bando. Gli altri 5 milioni sono disponibili
per i comuni con i criteri che adesso prossimamente andremo a definire, se accordi di programma, se bandi o altro, però è nostra intenzione, già come prima caratteristica, non andare a finanziare solamente chi ha il progetto esecutivo in mano, ma anche gli studi di fattibilità. Ok? Quindi prossimamente vi diremo quelli che sono i criteri per l'assegnazione di questi contributi. Sono contributi importanti che sono a disposizione dei comuni e non è detto che nei prossimi mesi si liberino altre risorse da calare sul territorio. Bene, quindi credo di avervi dato una buona notizia. Adesso non, non facciamoci la guerra per portarci a casa parte dell'avanzo, però insomma credo che un avanzo così importante negli ultimi anni non si sia mai presentato. Scusi? Volevo mostrare la slide. Quale? Sì, 6 milioni e 8 ai comuni. Ah, ok. Bene, io mi fermerei qui, dopo devo dare un altro paio anzi no, ve le do subito e poi passiamo alla votazione. Allora, altra comunicazione che do a tutti i sindaci, sta per partire il piano di asfaltature, piano che quest'anno vede impegnati 7 milioni e 700 mila euro. Qui c'è la piantina con tutti gli interventi, poi nel momento in cui i lavori partono sarà mia cura darvene comunicazione tramite una mail che vi mando qualche giorno prima. Sono tutte opere di asfaltature per un totale di 80 chilometri, asfaltature e ripristini che vengono fatti quest'anno, ok? Siamo un po' in ritardo e molto probabilmente questo piano vedrà qualche rivisitazione proprio a seguito dell'aumento dei prezzi. Quindi molto probabilmente saremo costretti a ridurre il numero di chilometri da asfaltare perché c'è un aumento del 15%. Quindi la ditta appaltatrice, la ditta che ha vinto l'appalto, ha detto o mi date il 15% in più o non si può. Prego, volevo intervenire? Sì. Sì, Possiamo capire dove. sì, adesso io questo ve l'ho proiettato così, come vi ho detto, nel momento in cui, allora, che criterio si è scelto nel andare a sistemare le strade? Ovviamente si va ad intervenire su quelle che sono le strade e i punti più pericolosi o più ammalorati. Però, come vi ho detto, io giorni prima manderò una mail al sindaco comunicandogli che tot giorno partiranno le asfaltature e che tratto di strade interesseranno. Però posso girarvi il piano di asfaltature che viene messo in campo quest'anno. Vi ripeto, subirà delle variazioni a causa dell'aumento dei prezzi, dovremo rinunciare a qualche chilometro. Piano di asfaltature che comunque continuerà anche il prossimo anno, perché se noi andiamo a vedere qui il piano interessa più di 16 milioni di euro per l'anno 2025, 2026, 2027 e 2028. Perché quest'anno 7 milioni, e qui vedete scritto 5 e vi ho detto 7? Perché l'anno scorso non era partito il piano di asfaltature, quindi i 5 di quest'anno si sommano ai 2 dell'anno precedente. Una volta fatti questi, altri 5 milioni verranno investiti il prossimo anno sulla sistemazione delle strade e altri 3 milioni nel 2028.
Sì, ho fatto questo intervento perché io già un paio d'anni che chiamo gli uffici per segnalare insomma, dei problemi sulla viabilità provinciale Sì? che è nel mio comune. Loro sono gentilissimi, ma mi dicono sempre non ci sono soldi. Allora era anche per capire se noi possiamo fare anche qualcosa di segnalare, anche perché ci sia un modo poi di assegnazione e di distribuzione anche rispetto a quei comuni che sono un po' più diciamo Sì. periferici rispetto a, però insomma anche noi abbiamo Allora, bisogno. sì, io in questi mesi ho incontrato molti di voi che mi hanno segnalato varie criticità nel territorio. Ripeto, queste asfaltature non arrivano da segnalazioni puntuali che hanno fatto al nuovo presidente. Il nuovo presidente va a asfaltare il tocchettino del comune, scusami se ve lo dico indietro, ma arrivano dalle segnalazioni degli addetti provinciali, cioè ogni zona ha dei propri addetti che cura quello che è il patrimonio delle strade provinciali e pertanto hanno deciso di andare a prendere quelli che sono i punti più critici. Nulla toglie di chiamarmi o chiamare i nostri uffici o fare un incontro come sto facendo in questi 3 mesi per segnalarmi nuove criticità e magari nel piano delle asfaltature prendere in considerazione questi punti. Certo. Architetto Pavan, è stato verificato assieme a quelli della Fibercop e a tutti gli altri che vanno a mettere mano nelle strade. Mi da sindaco faccio fatica. Lei, architetto? Allora, sappiamo tutti, non occorre che ripeta, quale croce e delizia ci porta la fibra nei nostri comuni. È stato per quanto possibile concordato con tutti i gestori di sottoservizi. Ahimè, il decreto infrastrutture, il decreto che autorizza la posa della fibra, sappiamo bene che non guarda in faccia a nessuno. Comunque, tutti gli interventi sono stati programmati sulla base di una priorità al fine di garantire la sicurezza. Quindi l'ordine di realizzazione è focalizzato esclusivamente su risanamenti e su interventi prioritari dati dalla gravità della pavimentazione in questo momento. Grazie architetto, ma in teoria sto benedetto piano dovrebbe terminare nel 2030, no? Quindi speriamo che chiamò ed spaccarne le strade. E questa benedetta fibra, che comunque ci viene richiesta perché anche da me quotidianamente mi scrivono per sapere quando arriva la fibra in tante strade. Bene, io aprirei alla discussione. Ci sono domande in merito? Prego. Grazie, buonasera a tutti. Sindaco Perencin, Farra di Soligo. Bene, sicuramente l'aspetto dell'avanzo per quanto riguarda i contributi per la quale insomma, adesso deciderete come poi ripartirli sulla base delle progettazioni che abbiamo in essere su strade provinciali con marciapiedi e così via. Quindi complimenti su quello perché insomma investire sulla sicurezza stradale è sicuramente una delle priorità anche dei comuni. Volevo chiederle, Presidente, lei sa che io ho a cuore un tema importante, ma per lo stesso motivo penso sia giusto che lo sappiano anche diversi sindaci che sono qui perché comunque afferiscono, e su questo adesso anticipo, al mattatoio pubblico di Farra di imminente ristrutturazione. Noi tra l'altro adesso abbiamo trasmesso le carte proprio alla provincia per la gara. Io a breve incontrerò i 20 sindaci, diciamo, che hanno le PPL e le attività che afferiscono al mattatoio pubblico. Sappiamo che la provincia di Treviso conferisce circa dai 3 ai 400 cinghiali e quindi fa una selvatica al mattatoio pubblico di Farra. Volevo capire, come le avevo chiesto, se c'era una disponibilità anche della provincia nel venire incontro a quello che è la spesa, perché stiamo parlando di 1,8 milioni di contributo regionale e di 400.000 euro che sono finanziati interamente dal comune di Farra. Stiamo facendo una valutazione adesso con i comuni, come dicevo prima, che afferiscono al mattatoio, di poter compartecipare con una quota a parte e chiedevo se anche la provincia poteva mettere una disponibilità, tenendo presente che comunque quel macello serve
ripeto, una ventina di comuni della parte alta, oltre che tutto l'aspetto del conferimento della fauna selvatica. Grazie. Grazie Sindaco. Sì, allora, abbiamo fatto un incontro, cos'era, più di un mese fa. Il mattatoio di Farra è un punto importante per tutti i comuni che gravitano attorno a quel mattatoio, perché rappresenta poi un servizio per tutte le piccole produzioni locali che seguono tutto un disciplinare importante e che rappresentano tante piccole imprese che fanno parte del nostro territorio e che producono prodotti di qualità. In parte viene utilizzato anche dalla provincia e non le nascondo, Sindaco, che sto trovando il sistema per poter contribuire, perché parlando anche con i nostri dirigenti, cioè, allora, è nostra intenzione aiutare, Bisogna trovare il metodo corretto perché non è una competenza specifica della provincia e tutto quello che non rientra come competenza specifica della provincia non si riesce a finanziare. Detto ciò, con questo non voglio dire e metterci una pietra sopra, dobbiamo risederci al tavolo assieme ai dirigenti e trovare una possibile soluzione. Perché, ripeto, è un punto importante e strategico non solo per Farra, ma per tutti i comuni che gravitano attorno. Ci sono altri interventi? Prego. Ci puoi ricordare che cos'è quel fondo contenzioso di 3 milioni e mezzo, che è una cifra abbastanza importante? Non me lo ricordo più. Questo riguarda la revisione prezzi del Global Service. Sì, prego, prego. Adesso lo dico subito. Sì, è un accantonamento rispetto a una possibile, diciamo, a un contenzioso potenziale con la nostra controparte che gestisce il Global Service per le nostre scuole superiori e per gli istituti, esatto, per il patrimonio, che appunto ha posto delle riserve rispetto a questi aumenti di prezzi. È in atto una transazione proprio per addivenire insomma a una soluzione molto più contenuta dell'accantonamento, però per legge andava fatto. C'è una soluzione che si sta palesando, ma stiamo zitti, ok? Boh, perché non voglio. Facciamo gli scongiuri fino a quando. Com'è che si dice? Si dice gatto finché non si va sul sacco. Beh, bene. Quello che si risparmia, se si riesce a risparmiare, sono altri soldi che vanno ad investimenti sul territorio. Vediamo. È una partita che si chiuderà verso settembre-ottobre molto probabilmente, quindi non ho voluto inserirla in questa fase. Altri interventi? No? Se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione. Allora, facciamo al contrario, segretario, vediamo quanti contrari, quanti astenuti e quanti favorevoli, che così stiamo prima. Sì, visto che non abbiamo qui il voto elettronico, quindi per accelerare le operazioni direi che possiamo fare l'inversione verificando prima i contrari, poi gli astenuti ed infine per diciamo differenza avremo i favorevoli, anche perché dobbiamo avere il tempo un attimino per caricare poi i voti per verificare la maggioranza. Se non ci sono obiezioni, direi di procedere così. Bene, allora, quanti contrari? Nessuno? Astenuti? Nessuno? Favorevoli? All'unanimità. Grazie. Bene. Siamo stati più o meno bravi.
ringrazio nuovamente gli uffici per il lavoro svolto e per l'attenzione nell'amministrare quello che è il patrimonio pubblico che è stata data da chi mi ha preceduto. Bene, il segretario, mi dica. Passiamo alla seconda, scrutatori, anche perché c'è una votazione. Ah, dovremmo anche gli scrutatori. Ok, allora, secondo punto all'ordine del giorno è la nomina di 2 sindaci all'interno del Consiglio delle Autonomie Locali. Allora, vi era stata mandata una comunicazione 2 o 3 settimane fa, alla quale il 2 di marzo, no, 2 o 3 settimane fa, più di un mese fa, alla quale praticamente non ha risposto praticamente nessuno, se non il comune di Fonte che ha detto, ma eccolo qui, il sindaco che ha detto, sì, hai risposto. Dai, cioè, ti fa bella figura, l'unico che ha risposto dici sì, ho risposto io, no? Sì, ha risposto il sindaco di Fonte dicendo non ho nessun nome da esprimere, per me possono andare bene anche chi c'era prima. Bene, ora siamo qui per nominare i nuovi 2 componenti, quindi chiedo all'Assemblea, c'è qualcuno che si propone per far parte del Consiglio delle Autonomie Locali? Autonomie, cosa ho detto? Ah. Prego, Paola, prego. Sì, un microfono. Anche qua, vieni qua. Poi c'era anche il sindaco Perenci. Di nuovo la saluto Presidente e anche il segretario col quale mi complimento. Allora, io ho chiesto questo intervento per presentare un nominativo che è quello del collega sindaco di Gaierine, Diego Zanchetta. Quindi io propongo il nome di Diego Zanchetta come componente appunto del Consiglio, del Comitato Autonomie Locali del CAL. Va bene? Va bene, grazie. Sindaco Perenci? Grazie. Io propongo il sindaco di Cairano, il sindaco Altin, come secondo componente. Bene. Se non ci sono altri interventi, quindi possiamo fare. In questo caso abbiamo votazione palese. Segretario, prego. C'è un intervento. Prego. O sto sbagliando io? Qui c'è scritto l'Assemblea dei Sindaci, richiamato il regolamento, viste le seguenti proposte di candidature pervenute con nota del sindaco del comune di Fonte, acquisito il protocollo, e poi c'è scritto 2 punti, Claudia Benendos, sindaco del comune di Maser, e Giacomo De Luca, sindaco del comune di Fregona. Leggo così nella delibera, ma è sbagliata, no? Ok. I componenti di prima. Sì, vabbè, però c'è Riuscì. scritto la nota protocollata marzo 26. Scusate, ho sbagliato. Sì, quella nota protocollata lì erano l'unico che ha risposto, che è stato Fonte, ok? Segretario, mi aiuti nel capire. Nella proposta di deliberazione è stata ripercorsa l'attuale situazione, anche perché attualmente fino diciamo, all'elezione del nuovo Consiglio regionale, quelli erano i rappresentanti della provincia in seno al CAL. Successivamente, a seguito della nota del Presidente della provincia, l'unico comune ad aver risposto
ed è riportato, è stato il comune di Fonte, anche per trasparenza, che si riteneva d'accordo nel confermare i due componenti. Questa è la nota che era stata arrivata. Sì, allora, per quanto concerne la votazione, l'Assemblea dei Sindaci nulla dice in merito. Ho fatto una ricerca, diciamo, anche sulle passate deliberazioni come sono state adottate. Allora, se c'è un accordo all'unanimità, fatte salve diverse dichiarazioni, potremo procedere anche ad un voto palese. Se non c'è accordo, l'altra soluzione è quella di procedere con voto a schede segrete. Diciamo, Sono stati proposti due nomi, quindi credo si possa procedere a una votazione. Allora, quanti sono favorevoli? Comune di Fonte. Cioè, Allora, Sindaco, l'unico che ha risposto che ha fatto anche Casini. quelli prima. Che ha fatto anche Casini, sì. Prego, Sindaco. Allora, no, era ovviamente una questione, la segreteria aveva chiesto di dare una risposta, io ho detto se erano quelli a confermare, se per caso si presentavano, quello era l'intento. E comunque se serve a ritirare la candidatura, sono qua a ritirarla, ecco, non è un problema. Quindi se serve per fare chiarezza. Posto? Non esiste, quindi non esiste quella... Allora, l'ha appena detto. Allora, qui i nomi sono decaduti, ok, dall'incarico. Bene, bene. No, il sindaco di Fonte ha detto io non ho nessuno da proporre, per me vanno bene anche i due nominativi di prima. La sua proposta è stata... Perché non c'è... Sì, beh, Prego, spieghi lei, segretario, perché sennò Sì. facciamo notte. Diciamo che i candidati che c'erano precedentemente sono decaduti a seguito dell'elezione del nuovo Consiglio regionale. Quei candidati, essendo che la normativa del CAN non prevede limiti di mandato, possono essere riproposti e ridisegnati da parte dell'Assemblea dei Sindaci, se questa era la domanda. Bene, quindi possiamo... Beh, è disponibile De Luca, quindi credo che si possano riproporre. Chi è disponibile? C'è qualcun altro che è disponibile? Il sindaco di Fregona. Bene, allora passiamo alla votazione segreta. Sì, allora Zanchetta, sindaco di Gaiarine, Altin, sindaco di Caerano e De Luca, sindaco di Fregona. Quindi adesso vi viene consegnato un foglio. No, una preferenza. Una preferenza. Sono già passati per la provincia. Sono venuti a mangiare qui e Quindi adesso vi vengono distribuite le schede, sono timbrate e anche siglate, magari date una... e con voto limitato ad una preferenza. Una preferenza. No, una preferenza.
Hai poi una penna? Dopo. Se ce l'hai perché io ne ho sempre tante, ma... Grazie mille. Penne. Grazie. Una preferenza. Sacro Graal. Vieni che... Il fondoro. Serpe verde. Tasso rosso. No, sono... Allora, in questo caso, Federica, sì. Allora, in questo caso bisogna nominare anche gli scrutatori. Quindi nomino scrutatori Federica Ortolan, poi La sindaca di Vittorio Veneto. Servivano le penne? sindaco Bagliana di Vittorio, Mosole Cristiano e poi bastano tre? Bene. Là. Ciao Mario. Ciao, grazie. Chiediamo gentilmente ai sindaci di aspettare un attimo prima di uscire perché è necessario vedere la votazione prima. Grazie. Avete votato tutti? Bene. Devono essere 50, no, ma dovrebbero essere 50 presenti, i votanti. Se non ho sbagliato a contare. Dettaglio questo, la nuova Premier League. Guarda qui, questi sono qui, perché ne contiamo. Questi sono qua. Credo non ci sia un dubbio.
scrivono qua in the book. Lo scrive qua. Lo scrive là. Bene, bene. Qua è il queste qua segretario 12, 47, 2 nulle, 49. 47 era il quorum. però 47 il quorum No, sì, 47, ma sono di più di 47. 49. Sono 49. Non hanno votato rispetto ai presenti, non hanno votato. Erano 51 i presenti, hanno votato in 49, Sì. ok, e non è valida, sì, perché sono 47. No, è uscito. Chies è uscito e forse Zanchetta non ha votato, non lo so. Chi è che non ha votato? No, perché- Allora, avete votato tutti? Bene. Prima è uscito chi? Chies? Conte, Vabbè, Conte ha votato, è uscito. Chies è uscito. Chies, sì. Vabbè, il numero necessario, il numero legale c'è perché servono 47 sindaci e abbiamo 49 voti, di cui 2 nulli, e pertanto l'Assemblea di Sindaci elegge quale componente al Comitato delle Autonomie Locali il sindaco Altin con 15 voti e il sindaco Zanchetta con 26 voti. Il sindaco De Luca ottiene 6 voti. Quindi bene e buon lavoro. La votazione sulla procedura dei voti. Ma ci sarebbe come da fare l'ultima votazione sulla procedura della votazione che votiamo, che chiudiamo la deliberazione. Quindi anche qui facciamo per contrari. C'è qualcuno? Contrario nessuno, astenuti nessuno e favorevoli. Ok, d'accordo. Bene. Allora, abbiamo scoperto chi era il 50°. Cristo santo. Non ho votato, no? E non so. Va bene. Lo so. E ho anche detto parrida tutti insieme. Sì. Aspetta, mettiamo via questo qua.